Ah. Cos'è? Una ricetta? Cosa fai? È venuto il moto? Che è? Si è bloccata. Mi viene tremolezzo. Sì, è complicata sta ricetta comunque. No, è una ricetta che devo fare con le fave, ci metto fino a che. Ma no, guarda mia, specialmente lei, perché praticamente con questa piastra congelata, questa, la vede questa porta? Sì. Questa diventa congelata. Sì. E quando lei è seduta, che praticamente fa la lana, perché lei ci piace fare un genetto, ci piace pure Ho tricottare, dicono in francese, tricottè. Tricottè. Tricottè, sì, fa la lana, praticamente Sì. ci agghiacciano le cosce. Le gambe, sì. I cosci freddi? No, io non ce l'ho le cosci freddi. Come hai detto? Le gambe. Ah, tu sei italiano, minchia, perché le cosce non lo so, si dice solo la coscia del pollo. Io c'ho le cosce di pollo, guarda che cosa mi dice, cosce di pollo. Ma scusa, quella sempre che grido, perché forse mi sente parlare, non so con chi sto parlando, perché lei è in cucina, lei è sempre indaffarata con le sue cose, non lo so, ma io. Guarda, Sì, ma lei, sua dire. moglie si lamenta che lei combina sempre un manicomio a casa, mette tutto sottosopra, Allora, vestiti scusa, di se qua, trapani di là, legna, di tutto. Cioè. Allora, io sono una persona confusionaria. Ah, è confusionario. No, quando io mi metto a lavorare non penso a niente, quindi c'ho il trapano qua, voglio tutto a portata di mano perché mi piace lavorare e quando lavoro io lavoro e mi Col ci cuore. butto. Col cuore, si butta col A cuore. pesce, sì, a pesce. A pesce si butta. Sì, Ho capito. facciamo una grigliata, una grigliata di Ma pesce. come una grigliata? È una grigliata di pesce, minchia, perché non la possiamo fare una grigliata. Perché quando finisco questa porta, io te lo giuro, io faccio una bella grigliata di pesce e ti inviterò pure a te. Ah, Se ci ho vuoi capito. venire. Tutti Sì, a che casa vuoi Citronello vuoi? a mangiare Sì, pesce. ma se è un calamaro, sì, no, sì, un calamaro, sai che cos'è il calamaro? Sì, è il pesce. Perché se sono calamaro, se sono io, mica calamaro, io sono calamaro. Guarda, mi ha detto calamaro, ma ti rendi conto? Il calamaro. Scusa, Omar, io non lo so, io devo dire perché che significa calamaro, non l'ho capito. No, nel senso è una persona molto intelligente, molto No, calamaro perspicace. significa uno che è un calamaro francese, io me l'ha detto sempre che sono calamaro, ma ti rendi conto, io Non pianga. Non l'ho mai visto piangere, signor Citronello. Calamaro a me, calamaro, lì mi posso essere un stoccafisso. Sì, stoccafisso, certo, perché ci piace lo stoccafisso, perché sai che è il stoccafisso? Un baccalà, ci piace un baccalà. No, non Lì dire queste perché cose. posso, magari è più elegante come parola, È più elegante, vabbè. stoccafisso. Però si calmi, che io... Ascolta, Omar, tra stoccafisso e calamaro c'è una grossa differenza. Mi devi che mi ci mettere lo pomolo, mi devi mettere il pomolo, sì, quelle... Che ci cos'è vuole il la testa pomolo? di leone. Omar, Il pomolo, cos'è? non è un pomolo, più che altro è una testa di leone, c'è un doppio maresciallo, c'è un qualcosa che si bussa. Sono doppie. Ah, per bussare, faccia vedere. Doppie maresciate, ti ricordi quando facciamo doppie maresciate? Ci vuole... No, non mi ricordo, comunque. Se no tu non ti puoi ricordare perché tu sei giovane, ci vuole la testa. Mi faccia vedere. Ci vuole la testa di leone, sì. La testa di leone. Sì, c'è a mettere la testa a salita perché la testa sarà una bermata. Sì, È per tupuliare quando qualcuno Sì, viene. per bussare sarebbe. Sì, ma se Donetta mi viene a trovare... Bello tu mi comunque, l'ha scelto lei questo dici, testa sì, di perché è leone. l'antica. Non mi si dia, cioè quando Donetta mi viene a trovare mi dice... Mi disturba Sì. perché mi fa venire la tachicardia. ascolta, Omar, tra stoccafisso e calamaro c'è una grossa differenza. Sì, non c'ha l'ammazzamosche, c'è la mosca che passa continuamente. Dovrei averla, se tu mi aspetti qua per prendere in cucina, però dov'è la mosca? Mandamela verso qua. Dov'è? L'acchiappamosche, dov'è? Sta andando a prendere l'acchiappamosche, vediamo se... Omar, qua c'è la chiappa. Eccolo qua. Qua c'è la chiappa fantasma, sì, dove sono queste mosca? Io La chiami, qualche giorno mi chiami. metto a giocare a mosca cieca con mia moglie, sì. Ah, giocate a mosca cieca pure. A mosca cieca, io pure io la secondo, Stai attento che c'hai il martello in mano, e quindi non vorrei che sbagli e la mosca la becchi col martello. Io la mosca, se non riesco a ammazzarla con questo, la ammazzo e se no prendo pure la mazza. Sì, mi deve fare sta porta perché lui è un autodidatta.
sì, un autodidatta. Cioè, bricolage fa, bricolage. Bricolage. Ci piace bricolare, lui Ah, sta bricolando. sì, ma però bricolla e bracolla. Barcolla. Bracolla, perché va bracollando. Tracolla, la tracolla. Io stesso, mica sono di una conversione enorme. Mica, Si non confonde mi- da solo. Come ha detto che lavora così con tutta la roba messa in mezzo, che si Ah, trova meglio. perché io parlavo tra me e me, io non lo posso dire a nessuno che sono un tipo confusionario, mica lo devo dire pure a te, non l'ho capito. Ho capito. Ma a quanto pare la porta la sta ritenendo bene, eh? Ha fatto aspettare sua moglie, però la sta facendo bene, bella Guarda, rifinita. io mia moglie la voglio fare contenta perché io la voglio bene mia moglie, io non glielo dico. Disgraziato, Ne combina sempre uno, che ti viene, va bene. Va bene. Arrivederci, la saluto. Non si fila, cavaliere, non si fila. Io non ce la faccio le fare quando si mette a chitarreare e finiscono tutte cose. Arrivederci, Ciao. faccio le fave, buone. Stavo facendo questa tavola Vabbè, qua. la lascio lavorare, faccia pure, continui. Buon lavoro, signor Citronello. Ciao Omar, e mi deve scusare, io ti lascio perché... Sì, quando faccia lavoro, pure, lavoro. continui a lavorare, intavoli la sua porta. Ma che manco mi stanno fermi, state fermi, manco pure le tavole me le fanno pure le tavole. 1, 2, 3 Come piange? Si è spezzato il dito. Giacomino, sei questo niente. non gliela faccio più, non gliela faccio Alla finire che ti viene, va bene.